Sì, oggi in particolare dialoghiamo col mondo della finanza. Padova 2030 è quell'obiettivo che ci siamo dati, quel grande obiettivo della neutralità climatica da raggiungere nei prossimi anni entro il 2030, appunto. È un obiettivo che può raggiungere il Comune di Padova attraverso le sue azioni, soprattutto in alcuni settori come quello della mobilità sostenibile. Serve però un contributo da parte di tutta la città, di tutti i privati cittadini, le aziende, le associazioni per riuscire a raggiungere questo risultato facendo ognuno il proprio lavoro. Una parte di questo lavoro ha sicuramente bisogno di un sostegno economico iniziale che poi dopo, come tutti gli investimenti ambientali, avrà un ritorno. Diventa quindi fondamentale discutere anche con il mondo della finanza, dove possono nascere degli investimenti, dove si può indirizzare l'economia attraverso appunto un sistema in cui non si blocca la crescita, non si blocca l'economia, ma la si fa girare attorno al modello di sviluppo sostenibile.